No, no, quello mi viene, quello io non lo capisco più. Eccolo qua, che so? Che? Così di corsa. Questo mi sembra una vita, non lo capisco Ciao, più adesso, a questo. che puzza, madonna. Mo' viene Annarella. E beh? Si chilla mi abbraccia, mi puzza una scella. Oggi corruto per quasi mezz'ora per non fa tardi, ma puzza è serora. Oh, sono nato innamorato. Ma io dico una cosa. Sembra una battuta. Ma perché c'era motivo di correre? Perché devi correre? Che è successo? Che è stato? Sono andato a Napoli. Io vado tutti i giorni, vado in galleria tutti i giorni, no? Beh, sei andato in galleria, è una cosa normale. Pure io, professore, ci siamo andati l'altro giorno. Sapessi che è successo corso un bel? Che cosa gli è così, capitato? non si capiva niente, professore. Oh, vero? Professore. Professore. L'hanno battuto, io lo sapevo, finalmente. Professore. Vaffanno. Hanno battuto a chi? No, a me. A Diabolica. A Diabolica l'hanno battuto. Ma ti dice sempre quello a Napoli. Ma tutti gli scip che si fanno a Napoli, sapete chi fa? Quello danno l'accusa alla microcriminalità. Ma invece non è vero. Diabolica. Ma come Diabolica? Ma guarda, si trovano una bella scusa. Non riconosco, questo è originale. Otturama la morte. Diabolica. Hanno stuppiato di mazzata. Professore. Professore, voi ci credete? Mo' dalle giornate di Rai 3, un favore. Hanno ripigliato tutta la scena. La scena che Diabolica... Appicciata alla televisione. E che è orario? Accendete, vi faccio vedere che sta succedendo. Vediamo proprio se è vero quello che sta dicendo. Hanno preso le viari, hanno stuppiato, hanno fatto l'occhio così. Vediamo se è vero, vediamo. Ma che casina, o corso Umberto, pompiere, polizia, pure carri trombetta. Sta gente carisce che è una coppia straniera, l'hanno scippata a borsa e pure una rendiera. L'hanno scippata a borsa e pure una rendiera. Un po' che più annanzi, un signore Gallucco, chiamata la polizia, ma hanno scippata la parrucca. Mo faccio una corsa perché voglio sapere chi mi ha rubato la Vespa e l'Alfa 33. Chi mi ha rubato la Vespa e l'Alfa 33. Hanno battuto a Diabolic mentre si vedeva un film Titanic. Ma che stavolta è giunto proprio storto, è troppo esagerato questa mano amor. Hanno battuto a Diabolic una mazza e sciupe con un mese click. Facevo spicchietto con la porta del bagno, la moglie era buona e l'uomo ragno. Alla centrale di polizia, un commissariato mo la samma fatia. La fermata una sera per controllo dei freni, e scompare sta radio che tu fai a sirena. E scompare sta radio che tu fai a sirena. Poi si girai per pigliare due manette, si facette pure quella che ha pistola a paletta. Per non si faccia ma non dormiva più a casa, facevo la di tanto in coppa rocca rasa. Facevo la di tanto in coppa rocca rasa. Hanno battuto a Diabolic mentre si vedeva un film Titanic. Ma che stavolta è giunto proprio storto, è troppo esagerato questa mano amor. Hanno battuto a Diabolic una mazza e sciupe con un mese click. Facevo spicchietto con la porta del bagno, la moglie era buona e l'uomo ragno. Hanno battuto a Diabolic una mazza e sciupe con un mese click. Facevo spicchietto con la porta del bagno, la moglie era buona e l'uomo ragno. La moglie era buona e l'uomo ragno. Ma mi sbaglio, un professore non lo vede stamattina? Ha pigliato su, no? L'ha fatta la nottata assieme a noi stanotte. La signora la signora Borrelli. La signora. E non si può sopportare. Sì, ma guarda, esagerata. Si è facciata, non gli dire niente perché quello del maresciallo è un buon amico. Non voglio evitare. Il marito del maresciallo non c'è lì. No, non glielo devi dire. Signora Borrelli. Buongiorno signora Borrelli. Sembra una simpaticona. Non voglio dire niente. Vorrei sapere perché voi vi vivete quasi 30 caffè tutta la notte. Sono fatti
Io sono convinto se non ha fornito più pazzi certamente a diventare. Ma guarda un po', guarda. E vi spartite pure con Maria. A notte ne facete al Lucastrino. Perché non vi pigliate la camomilla? Ah, pazzi caffè! La sembra battuta da fare. Signor Vigile, scusi, Dite! per entrare in Europa, che già fa? Uscita Cananello! Circolare! Bellincio. E a voi, Gino, per entrare in Europa, che già fa? Uscita Cananello! Grazie, Gino. Ciao.